Sono qui oggi proprio per raccogliere l'allarme degli agricoltori e toccare con mano i danni che la siccità ha provocato in questo territorio che è sempre stato fertile, che costituisce una sorta di granaio del Veneto e che oggi ci restituisce un'immagine molto dolorosa. Ci siamo resi conto anche dalla guerra tra la Russia e l'Ucraina quanto siano importanti le materie prime. Ora i prodotti agricoli sono il petrolio dell'Italia e rappresentano una delle maggiori risorse. Se manca il grano e se manca il mais, noi dobbiamo rivolgerci ad altre economie. Dobbiamo assolutamente impedire che la siccità si trasformi in un deserto economico e quindi lo Stato ha oggi il dovere di venire incontro a quella che è una grave emergenza e non solo integrando il reddito che è mancato agli agricoltori, ma anche facendo un piano che investa su opere irrigue, sul contenitori dell'acqua e quindi sugli invasi e anche sul sistema di canalizzazione. Occorre che con queste misure si garantisca agli agricoltori che l'acqua ci sia sempre e che non si debba dire, come si dice, che venga dal cielo.